In Val Sugano una badante 33enne moldava tenta di strangolare l'anziana che assiste con il cavo di un caricabatterie. È stato sorpreso dalla figlia della vittima all'arresto dopo una breve fuga. Omicidio di Manchester, Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade massacrata nella città inglese, è stata anche violentata. L'assassino l'avrebbe scelta a caso. Ore di terrore ieri sera a Martellago dopo un litigio per un parcheggio. Un uomo spinge il vicino di casa giù dalle scale e si barrica in casa minacciando il peggio. Aperta un'inchiesta sulla morte di Antonio Gonzo, l'86enne travolto da uno scooter guidato da un 14enne a Romano Dezzelino, probabile l'autopsia. Risse in tutto il Veneto, a Monselice l'alterco viene filmato mentre in via Palazzo a Mestre volano tavoli e sedie. A Bassano la follia di un 23enne contro le forze dell'ordine. Alberto Stefani difende Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Non è questo il momento, dice, rilanciando sull'uso del gas russo e criticando l'Europa. Si occupa della biennale e non di pace. 1000 colori nei cieli di Jesolo, oltre 250.000 presenze nel fine settimana per la più grande manifestazione di aquiloni d'Italia. Prime prove per la stagione balneare. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto, questi dunque i titoli. Il sondaggio riguarda la notizia del giorno, si potrebbe dire la polemica senza precedenti della Casa Bianca di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV, definito un debole. Poi ha detto Trump su Truth, il social Truth, un pontefice che ha fatto e fa una politica estera pessima, non sarebbe Papa se io non fossi stato alla Casa Bianca. Insomma, un attacco davvero senza precedenti, quello di Trump a Papa Leone XIV. Tutto questo mentre dalle 16 è attivo il blocco degli Stati Uniti allo stretto di Hormuz, con tutte le conseguenze economiche del caso. Allora il sondaggio parte proprio da qui, il sondaggio che è protagonista della puntata di questa sera a Ring. Sarà uno dei temi ovviamente di cui si parlerà. Un debole sull'Iran, Trump attacca il Papa, con chi stai? Papa Leone 0422 162 6691, Trump 0422 162 6690. Davvero un attacco che fa discutere tutto il mondo, che ha portato anche molti trampiani a difendere il Papa, lo stesso Matteo Salvini in queste ore, una vera sollevazione generale. Questi dunque il sondaggio. Ovviamente potete cominciare fin da ora a dire la vostra, le telefonate come sempre sono gratuite e poi questa sera a Ring vedremo come avrete deciso di scegliere tra le due opzioni su questo tema. Ne parleremo fra poco perché il presidente del Veneto Alberto Stefani ha parlato anche di questo oggi al Venitali. Prima però c'è la cronaca ci porta a Valbrenta, siamo nel Vicentino, la terribile vicenda di una badante 33enne moldava che ha tentato di strangolare l'anziana di cui si prendeva cura. La donna è stata arrestata. Una domenica che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Siamo a Valstagna di Valbrenta, dove una badante ha tentato di strangolare l'anziana che segue con il cavetto di un caricabatteria del telefono cellulare. È stata fermata prima che fosse troppo tardi dalla figlia della vittima e arrestata. Una storia che ha dell'incredibile. Attorno alle 12 di domenica la badante 33enne di origine moldava, assunta regolarmente dallo scorso febbraio per seguire l'85enne nei fine settimana, si trovava nell'abitazione della donna assieme alla figlia di questa, 49 anni. Tutto sarebbe successo in una manciata di minuti dopo che la figlia è uscita in giardino. La 33enne ha preso il cavo, l'ha messo attorno al collo dell'anziana e ha iniziato a stringere, facendole perdere conoscenza. Provvidenziale è stato il ritorno nell'abitazione della figlia dell'85enne che, resasi conto di quanto stava accadendo, ha dapprima soccorso la mamma cercando di farle recuperare la corretta respirazione e poi ha inseguito la cittadina moldava che stava tentando di allontanarsi. Sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa, allertati appunto dalla figlia, che assunte le prime informazioni conducevano la badante presso i nostri uffici, mentre la vittima veniva soccorsa da personale sanitario del 118 che la trasportava, ripresasi dallo stato di semi-incoscienza e con evidenti segni di escoriazione al collo, presso l'ospedale di Bassano, dal quale poi veniva
dimessa nel pomeriggio di ieri. La badante, che non ha mai dato segni di squilibrio o violenza, ora deve rispondere di tentato omicidio aggravato. È stata portata al carcere di Montorio Veronese in attesa della convalida dell'arresto. Dal tentato omicidio a Valbrenta all'omicidio di Manchester, un delitto efferato, lo ricorderete, nel gennaio scorso, vittima la 45enne di Roncade, Gloria De Lazzari. Emergono nuovi dettagli, oggi una importante udienza proprio nella città inglese, dettagli su come è morta la povera Gloria. Sentite. Gloria, 45 anni, originaria di Roncade, lavorava a Manchester come rider. Potrebbe aver incontrato così il suo assassino. La donna gli avrebbe portato a casa del cibo. Qui il maniaco l'avrebbe vista e avrebbe deciso di ucciderla. Prima però l'ha violentata. Un assalto sessuale, è questa l'ipotesi che prende sempre più piede in quello che è stato definito uno degli omicidi più efferati. A processo per il sanguinoso delitto James Morton, 33 anni. Nelle scorse ore l'uomo doveva comparire in aula davanti ai giudici, ma non si è presentato, si è solo collegato tramite video a parlare. Sono stati i suoi legali, come ci spiega l'avvocato della famiglia della vittima, Gabriele Anni. I suoi avvocati hanno eccepito che egli non sia validamente capace di stare in giudizio perché abbia un vizio di mente. Il giudice ha così deciso, visto che mancano anche i risultati degli accertamenti anatomopatologici della vittima, di rinviare l'udienza al 15 giugno. In quella data vi saranno presumibilmente, con elevata probabilità, sia gli accertamenti anatomopatologici completi sulla salma di Gloria, sia vi sarà, è stata disposta, una perizia psichiatrica sullo stato attuale di capacità di intendere e di volere del Morton. Per la legge processuale penale anglosassone, ci spiega il legale, qualora il 15 giugno fosse ritenuto capace di stare a processo, dovrà dichiararsi colpevole o innocente. Se dovesse diversamente essere ritenuto incapace, il giudice valuterà i reali svolgimenti dei fatti. Se fosse ritenuto responsabile del delitto, gli potrà essere applicata una misura di sicurezza, assai probabilmente un ricovero coatto in una struttura che è equiparabile ai nostri vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. L'accusa per lui è omicidio volontario, un delitto che si è consumato nell'abitazione di Gloria. La donna fu trovata senza vita o brutalmente uccisa il 19 gennaio scorso, violentata sessualmente e assassinata da uno sconosciuto incontrato per caso durante forse un giorno di lavoro. Lei avrebbe aperto la porta al suo assassino. Rimangono le parole disperate della mamma di Gloria. Sono rimasta sola con mio figlio disabile. Io come madre voglio sapere la verità. E non va a finire così. Erano le parole della mamma di Gloria raccolte poco dopo il delitto avvenuto nel gennaio scorso. C'è un'inchiesta per omicidio stradale sulla morte di Antonio Gonzo, l'86enne travolto dallo scooter guidato dal 14enne di Borso del Grappa, la tragedia di Romano De Zelino. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica della tragedia avvenuta sabato sera in via Generale Giardino a Romano De Zelino, dove Antonio Gonzo, 86 anni, è stato travolto e ucciso da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni. L'anziano stava tornando a casa dopo la sua quotidiana passeggiata serale. Arrivato all'altezza di via Canegri, stava attraversando quando è stato preso in pieno dallo scooter. Nell'urto il giovane è caduto a terra riportando diverse lesioni curate in ospedale, mentre per Gonzo non c'è stato nulla da fare. Una dinamica, dicevamo, che ora deve essere scandagliata in ogni particolare. Il minore arrivava da nord, diretto verso San Giacomo, lungo una provinciale con limite di 50 km/h, scendendo da un dosso proprio mentre l'anziano passava dalla parte opposta. Un percorso che ha fatto centinaia di volte, ci ha detto Aldo Maroso, grande amico e compagno d'avventure di Gonzo. È molto scosso. La notizia tragica mi ha lasciato senza fiato, sconvolto, e stamattina non avrei avuto voglia assolutamente di parlarne, e proprio qui davanti al luogo dell'incidente. Però ho anche pensato che è immensamente giusto esprimere la mia vicinanza e quella di tantissimi amici che mi hanno chiamato in queste ore, la nostra vicinanza alla famiglia, per dire loro che
ce l'abbiamo nel cuore e ce l'avremo sempre nel cuore. Gonzo viveva con la moglie in via Manin a San Giacomo di Romano. Con ogni probabilità sarà disposto l'esame autoptico sul corpo dell'86enne, conosciutissimo in paese soprattutto per la sua grande passione per lo sport. Assieme a Maroso aveva percorso nel 2001 i 12.000 chilometri in bicicletta da Venezia a Pechino, lungo la via della Seta. Nel 1989 i due amici erano stati a Mosca, sempre in sella alla due ruote, e poi le spedizioni in montagna, i viaggi, ricordate con nostalgia. L'ho conosciuto come una persona schietta, sincera, diritta, che pensava proprio che se adesso è lì che discute con San Pietro, discuterà di poter andare dove vuole, nelle sue montagne, e discuterà anche di politica con San Pietro. Intanto in mattinata i carabinieri hanno sentito il 14enne che guidava lo scooter, un incontro veloce durato pochi minuti per cercare di ricostruire la vicenda assieme al giovane, completamente sconvolto da quanto accaduto. I momenti di terrore vissuti ieri sera a Martellago. Parliamo di un cinquantenne che dopo un violento litigio con il vicino di casa si è barricato nel suo appartamento minacciando di farsi esplodere con il gas. Non abbiamo niente da dichiarare. Nessuno vuole commentare tra gli inquilini del condominio in via Berna a Martellago all'indomani di una serata di paura vissuta a causa di un cinquantenne che dopo aver aggredito un anziano spingendolo e facendolo cadere dalle scale si è barricato in casa minacciando il peggio se qualcuno avesse provato a entrare per farlo desistere. Al citofono risponde la moglie dell'uomo che cadendo dalle scale ha sbattuto la testa perdendo i sensi prima di essere soccorso dall'ambulanza del SUEM e accompagnato all'ospedale per i controlli insieme alla donna. Non se la sente di dire nulla. Il litigio sarebbe scaturito a causa di un parcheggio che avrebbe mandato in escandescenza l'aggressore, già in evidente stato di alterazione psicofisica, portandolo a scagliarsi contro l'uomo. Sul posto sono giunte numerose pattuglie dei carabinieri con alcuni militari protetti dai giubbotti antiproiettili e squadre di mediatori rimaste per ore. Presente anche il sindaco Saccarola. Mi dispiace per il signore che è ricoverato in ospedale, però da notizie che ho è in via di guarigione, e per il signore che invece ha fatto questa azione so che questa mattina ha raggiunto anche lui l'ospedale per essere curato alla mano in quanto appunto con un pugno ha rotto il finestrino di una macchina. È una cosa che a Martellago non era mai successa, ci siamo preoccupati, tanto che devo ringraziare veramente di cuore le forze dell'ordine e i vigili del fuoco perché hanno fatto un'azione veramente importante, un'azione di mediazione soprattutto, e alla fine ha portato anche un risultato positivo perché si è risolto tutto quanto al miglior dei modi. In strada poi c'erano la madre dell'uomo, la sorella e altri familiari che inizialmente non riuscivano a comunicare con lui nemmeno telefonicamente perché non rispondeva. Solo dopo ore di pazienza con estenuanti trattative il cinquantenne ha ceduto uscendo spontaneamente dall'appartamento. All'alba i carabinieri sono tornati a controllare la situazione. Ora starà alla persona aggredita decidere se sporgere denuncia. E poi la violenza che si manifesta nei centri principali ed non è la prima volta che accade, ad esempio a Mestre in via Palazzo una rissa, spunta anche una spranga. Ho sentito urla dalla parte in fondo verso il municipio e poi c'era una folla di gente, quindi non è che abbia visto chiaro, però ho notato due persone con un tavolo e le sedie, ho visto una sedia volare. In un secondo momento c'era davanti, sempre verso il municipio, un po' di gente, io ne ho visto anche uno che aveva un bastone, sì, questo. Stava prendendo l'ordine a un tavolino del plateatico del bar di cui è titolare quando dal nulla clienti e altri gestori della zona si sono trovati di fronte a una violenta rissa nel centro di via Palazzo. Non erano nemmeno le 23 quando un gruppo di ragazzi stranieri ha cominciato a litigare brandendo e lanciando tavoli e sedie. Poco dopo è arrivato qualcuno armato di spranga. Immediata la chiamata dei titolari e le forze dell'ordine arrivate sul posto tempestivamente. Allarmati abbiamo chiamato, abbiamo sentito, insomma, siamo sentiti anche il dovere di farlo anche nei confronti dei clienti che comunque erano qua da noi a bere, che hanno tutto il diritto di stare sicuri. C'è anche un rischio per l'incolumità delle persone, oltre che nostra, soprattutto dei clienti, ma anche di passanti. Abbiamo visto un cambiamento, prima era una via sempre frequentata molto, però
tranquilla nel rispetto del vicinato e delle altre attività, degli altri esercenti. Da un paio d'anni a questa parte diciamo che ci sono stati svariati episodi di risse e frequentazioni un po' particolari. C'è preoccupazione ma anche sconforto da parte di alcuni gestori dei locali di Via Palazzo che lamentano infatti da tempo una mala gestione dei clienti, attività che svolgono il proprio lavoro ma che attirano un certo tipo di clientela che, lo dimostrano infatti spesso, sfocia in tensioni, risse e aggressioni appena a 2 passi dal municipio. Da Mestre a Monselice un'altra rissa, questa volta ripresa da un cittadino e poi pubblicata sui social. La violenza è esplosa in pochi istanti e durata per alcuni minuti, nonostante i tentativi di una donna, la compagna di uno di due, di mettersi in mezzo e calmare gli animi. Piazza Ossicella a Monselice, le immagini girate da un cittadino e pubblicate su TikTok con la musica e un commento, serata esotica che lascia un amaro in bocca. I due se le danno di santa ragione e poi, non contenti, dopo un apparente attimo di calma, iniziano a lanciarsi contro anche le sedie sotto gli occhi esterrefatti di cittadini e passanti. Un litigio che, secondo quanto è stato ricostruito, sarebbe stato causato da un cane. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno riportato tutti alla calma. Al momento nessuno risulta ferito, né sono state per ora sporte denunce. Un episodio che preoccupa chi vive nella zona, per questo l'amministrazione valuta il potenziamento dei controlli. Ma non è finita, guardate cosa ha fatto e sentite cosa ha fatto un 23enne a Bassano ieri. Una giornata di follia a Bassano del Grappa che ha portato alla denuncia da parte della Polizia di Stato di un 23enne italiano protagonista di una serie di episodi quasi surreali. Tutto è iniziato in mattinata in via Passalacqua, dove una pattuglia è intervenuta all'interno di una pasticceria per la presenza di un giovane in evidente stato di agitazione. Dopo essere stato identificato, il 23enne è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Ma la situazione è rapidamente degenerata. Nonostante la presenza degli agenti, il giovane si è rimesso alla guida della propria auto, ignorando l'alert della polizia, in un pericoloso tentativo di fuga. Una volta fermato è scattata la denuncia a piede libero per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti su alcol e droga, fuga dopo l'intimazione dell'alta e resistenza al pubblico ufficiale. Il veicolo è stato inoltre sequestrato. La vicenda sembrava conclusa, ma in serata ha assunto contorni ancora più incredibili. Il 23enne, infatti, si è introdotto nel deposito giudiziario dove l'auto era custodita, utilizzando le seconde chiavi è riuscito a mettere in moto il mezzo e, con l'intenzione di riprenderselo, ha sfondato la recinzione della struttura. La sua corsa è terminata poco dopo, ha fatto in tempo ad attraversare un prato per poi finire in un fosso. Il giovane è stato nuovamente bloccato e a suo carico si sono aggiunte ulteriori accuse: violazione di domicilio e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. A Limena di nuovo nel Padovano, un infortunio sul lavoro, ferita una giovane donna di 25 anni. È stata trasportata in ospedale a Padova ma non corre pericolo di vita. La giovane addetta è rimasta incastrata con un braccio in un macchinario in un'azienda di Limena. L'infortunio sul lavoro è avvenuto alle 7:30 di questa mattina. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM e gli agenti dello Spisal. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Oltre 6.500 tra lampade e sedie contraffatte, dal design contraffatto sequestrate e 14 persone indagate. È il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Torino a tutela del Made in Italy, che vede coinvolte tra le zone della penisola interessate anche le province di Treviso, Padova e Vicenza. I complementi d'arredo individuati riproducevano fedelmente, ma in assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, modelli iconici del design italiano. Gli investigatori hanno ricostruito l'intera filiera dell'importazione dall'estero, prevalentemente dalla Cina, e la rete di distribuzione dei prodotti da parte delle 13 imprese individuate. Gli articoli sequestrati, in particolare le lampade, sono risultate anche prive delle certificazioni di sicurezza prevista dalla normativa dell'Unione Europea, con conseguente potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori. Un lutto ha colpito la 58esima edizione del Vinitaly in corso, come sapete, da ieri a Verona. La morte dell'imprenditore salentino 51enne Stefano Adamo, soffocato mentre pranzava durante una pausa ovviamente dagli eventi del Vinitaly. È stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale
dove però è stato constatato il decesso. La notizia della sua morte si è diffusa a partire dal primo pomeriggio di ieri tra il dolore della famiglia e l'incredulità degli amici e di tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare l'energia e l'intraprendenza che metteva in ogni sua iniziativa. Erede di una tradizione attiva nella produzione di olio e patate, il 51enne aveva creato ad esempio sul settore vitivinicolo il Gin Gina, che era dedicato alla nonna. Purtroppo questo evento luttuoso in una giornata di festa di apertura del Vinitaly. Oggi la seconda giornata del Vinitaly, è presente come ieri il governatore del Veneto Alberto Stefani, e il quadro internazionale, vi dicevamo, ed è il tema anche del sondaggio, irrompe al Vinitaly con il presidente Stefani che ringrazia pubblicamente Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Il presidente inoltre rilancia l'uso del gas russo e si prepara a incontrare la premier Meloni, attesa per domani mattina. In un contesto come un conflitto internazionale in atto che rischia di durare a lungo, l'ultima cosa che è necessaria è attaccare il Papa, attaccare le istituzioni che da sempre rappresentano un simbolo di pace. L'appoggio del governatore del Veneto Alberto Stefani a Papa Leone è incondizionato nelle ore in cui si registra uno strappo senza precedenti tra Stati Uniti e Vaticano, con il presidente Donald Trump che ha sparato a zero contro il pontefice, definendolo tra le altre cose debole e pessimo in politica estera. Grazie Papa Leone, aveva scritto lo stesso Stefani di prima mattina sui suoi social, postando la foto scattata la settimana scorsa a Roma con il Santo Padre che si era impegnato a visitare il Veneto. La levata di scudi passa così anche per il Vinitaly, dove la parola pace ricorre tra gli stand. Make wine, not war. Fate il vino, non fate la guerra, lo slogan di Coldiretti, e questo in attesa dell'arrivo della premier Giorgia Meloni, chiamata con il suo esecutivo a far fronte alle ripercussioni della guerra. Dobbiamo anche trovare delle soluzioni per garantire sostegno a imprese e famiglie, lo dobbiamo fare così come abbiamo già fatto con il bilancio regionale, mettendo a disposizione dei fondi. Misure concrete di sostegno, ma non solo. Per Stefani occorre rivedere la strategia energetica del Paese e dell'Europa, superando quello che allo stato attuale è un tabù. Noi dobbiamo garantire una diversificazione delle risorse energetiche, dobbiamo cominciare a riconsiderare anche l'apertura al gas russo. Vediamo che l'Europa, invece di preoccuparsi di tutto questo, si preoccupa del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Penso che l'Europa debba svolgere ben altro ruolo in questo contesto. Europa che in queste ore sta guardando all'Ungheria, che ha voltato pagina ponendo fine all'era sovranista di Viktor Orban, alleato e amico sia di Meloni che di Matteo Salvini. Meloniani e leghisti accusano il colpo, ma per Stefani non si cambia approccio. Gli ungheresi si sono espressi e la volontà popolare non si discute mai. Detto questo, non cambia la visione d'Europa che questo movimento ha, che deve essere rivista. Non possiamo pensare che il futuro dell'Europa sia l'Europa del Green Deal, sia l'Europa delle case green che hanno messo sul lastrico intere filiere economiche. Noi pensiamo che l'Europa sia quella dei territori, delle regioni, di una politica estera forte. L'attacco di Trump al Papa fa discutere non solo la politica ma anche i cittadini. Sentite cosa ne pensano i trevigiani. Rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal presidente USA Donald Trump, e unendosi a quanto affermato dal presidente dei vescovi USA, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace. In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le chiese che sono in Italia rinnovano al Papa vicinanza e affetto, auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero. Così la CEI dopo il duro attacco di Donald Trump nei confronti del pontefice, parole che ha fatto sue anche il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. E mentre la Chiesa e la politica si schierano al fianco di Papa Leone, i cittadini criticano aspramente il presidente americano. È un attacco duro, sì. Dal personaggio si può aspettare questo e altro, perché se avevano fatto un posto che lui era Papa e l'ha fatto diventare Papa lui, ha detto. Pensa che in che mani siamo? Che Trump non merita niente
E un'altra cosa, se avete osservato, Trump non è mai venuto in Italia da quando c'è il Papa nuovo. Una vergogna, veramente, a me non piace tanto quello. Che sia un Papa non credo che a Trump importi molto, è qualcuno che lo ha contraddetto, per cui non ammette una cosa del genere. Cambiamo decisamente argomento, sorridiamo un po' e meravigliamoci guardando la weekend degli aquiloni a Jesolo. Mille colori hanno tempestato il cielo di Jesolo nel fine settimana, con centinaia di persone sulla spiaggia in un tratto di 2 chilometri tra Piazzetta Casabianca e Piazza Manzoni ad ammirare gli aquiloni che volavano. Oltre 250.000 presenze per lo Jesolo Beach and Kite Festival, la più grande manifestazione di aquiloni d'Italia e tra le più grandi d'Europa, giunta alla 5ª edizione. Presenti anche Scott e Marilyn Hampton, pionieri americani dell'aquilonismo contemporaneo, che da oltre 30 anni progettano e realizzano aquiloni dalle forme incredibili e dalle dimensioni monumentali. Questa è la nostra risposta all'overtourism. Noi riteniamo che la crescita di Jesolo debba concentrarsi soprattutto nei mesi non estivi e quindi abbiamo creato un sistema che attraverso le manifestazioni, attraverso i servizi, attraverso la cultura come J-Museo, attraverso il territorio riesce a generare attrattività per Jesolo soprattutto nei mesi non estivi, e aprile, che fino a qualche anno fa era un mese sicuramente interessante ma non a questi livelli, sta diventando ad esempio un mese a tutti gli effetti di alta stagione. Questa è la strada, la vera strada che Jesolo dovrà percorrere nei prossimi anni, quindi creare un'offerta turistica ricettiva 12 mesi l'anno. È una strategia giusta, corretta e anche, come posso dire, anche calcolata, insomma, e che si sposti così c'è la possibilità appunto di avere la stagionalità più lunga da fine marzo fino a ottobre, con gli eventi, i grossi eventi che appunto arrivano all'inizio e alla coda della stagione. Cuore pulsante dello show arena centrale per le esibizioni degli aquiloni acrobatici con i migliori piloti al mondo nelle varie discipline. Il segreto è trovare comunque il comune, le spiagge, delle persone che credano in questo evento in primis, e poi comunque la località attira anche gli aquilonisti di fama internazionale, perché venire qui in Italia su una spiaggia così bella, insomma tutti vogliono essere qui a far volare i propri aquiloni. Poco c'è il meteo e poi il telegiornale di Venezia. Arrivederci.